Benvenute e benvenuti a Informalmente, il nuovo podcast dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto per parlare di soluzioni psicologiche ai problemi quotidiani che possiamo avere nel rapporto con noi stessi e con gli altri, di emozioni, di vita di coppia e di relazione. Ne parleremo ogni volta con professionisti esperti, con un linguaggio chiaro e in un clima informale. Siamo Fortunata Pizzoferro, E Luca Pezzullo. presidente e vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. In ogni episodio approfondiamo i momenti delicati delle nostre vite e di come la psicologia può aiutarci a superare piccole e grandi difficoltà, personali e familiari. Questo spazio è dedicato a te per imparare a navigare le sfide della quotidianità. Iniziamo questo percorso di scoperta e condivisione con la puntata di oggi. Benvenute a tutte e tutti a questa nuova puntata di Informalmente, il podcast che l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto ha avviato per divulgare, discutere e diffondere tematiche legate alla psicologia, al benessere psicologico e a quelli che sono gli impatti, appunto, che le scienze psicologiche possono produrre sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Quest'oggi e anche per un paio di altre volte avremo con noi un ospite speciale. Un collega, si chiama Nicola Zingaro, è più conosciuto probabilmente sui social con il suo canale di History of Psychology, che potremmo definirlo un canale di psycho-influencer, un canale di uno psicologo, un canale quindi diciamo di un professionista che ha deciso di usare i social per divulgare, diffondere e fare buona divulgazione sul tema della psicologia, di che cos'è la psicologia, quali sono le sue grandi correnti di pensiero, le sue origini, la sua storia e di come la storia della psicologia è significativa e influenza anche la pratica della psicologia contemporanea. Con lui avremo modo di incontrarci oggi e avremo modo anche di incontrarci nelle prossime puntate perché ci accompagnerà in un ciclo di esplorazione di queste tematiche che durerà per ben 3 puntate del nostro podcast. Quindi diamo il benvenuto per la prima puntata a Nicola Zingaro, alias History of Psychology. Nicola, grazie di essere qui con noi oggi. Ma grazie a voi di avermi invitato, è davvero un piacere essere qui. Complimenti per il podcast, complimenti per queste iniziative dell'Ordine del Veneto, davvero belle, utili soprattutto, quindi spero di fare la mia parte in questo. Assolutamente sì, anzi grazie. Un paio di note di contesto. Nicola ha avviato questo canale su Facebook, espandendolo poi su Instagram, su YouTube. Il canale History of Psychology è un canale che divulga contenuti dal 2019 e li diffonde ampiamente per dare una visione che sia quella che si potrebbe definire forse, Nicola, correggimi se sbaglio, è una alta divulgazione, cioè una divulgazione che non sia necessariamente tecnico-professionale, che quindi è fruibile a un pubblico più ampio ma che comunque non è sviluppata in una maniera, diciamo, accademica, noiosa, ma è palatabile. È un tipo di divulgazione popolare nel senso positivo del termine, che permetta di apprezzare le tematiche relative in una maniera informale, gradevole e anche però molto formativa. È questo più o meno il taglio che avevi pensato di dare al canale? Esattamente. La storia della psicologia mi ha sempre affascinato e al tempo stesso annoiato, devo dir la verità, perché comunque studiare date, capire come son successe le cose non è sempre piacevole. Finché non mi sono imbattuto nelle curiosità del giorno, cioè ho iniziato a capire che si potevano proporre contenuti basati sullo stesso giorno dell'anno e proporre una piccola curiosità, queste pillole. E poi approfondendo queste pillole, sempre in una maniera molto leggera, che è il modo che mi ha salvato durante lo studio all'università, riuscire a trasformare concetti più di difficile accesso, diciamo così, in qualcosa di semplice, non dico banale, però veramente che rimane impresso in testa e a quanto pare piace. Sì, ed è per questo che ti abbiamo contattato, insomma, per fare questo breve percorso insieme a noi. Allora, Nicola, io a questo punto inizierei a porti una domanda, insomma, che dovrebbe essere proprio il tuo pane, nel senso che di psicologia si parla tanto di quello che può fare la psicologia, di quelli che sono i suoi ruoli, le sue applicazioni, però non molti, magari fuori dal cerchio dell'addetto ai lavori, si hanno informazioni, hanno chiarezza su quelle che sono le origini della storia della psicologia, da dove deriva la psicologia.
E la psicologia forse potremmo dire che ha una storia molto lunga, molto più lunga di quello che magari ci si immagina quando magari giriamo per una libreria, guardiamo i testi, guardiamo i libri e vediamo che le radici delle teorie, dei modelli che poi in questi libri sono espressi hanno appunto una storia, potremmo dire forse anche millenaria per certi aspetti. Da dove nasce la storia della psicologia più remota ed arcaica? È difficile come domanda perché l'uomo si è sempre interessato all'animo umano e animo non lo dico casualmente, ma lo dico perché se parliamo della radice della parola psicologia è proprio lo studio dell'animo. Quindi c'è sempre stato questo interesse enorme a quella parte di noi più nascosta, più profonda, più inspiegabile. Se pensiamo alle antiche civiltà, per esempio, come gli egizi credevano che l'anima fosse composta da più elementi, il Ka, la forza vitale, il Ma, la personalità. C'era quindi sempre questo interesse, fin dai popoli più antichi, a dare spiegazione di qualcosa, metterli in una qualche cornice che potesse spiegare. Oggi la chiamiamo in un altro modo. Oggi la chiamiamo attribuzione causale, la tendenza della mente umana a dare una forma che già conosce a qualcosa che non conosce, qualcosa che non ha forma. Prendiamo per esempio oggi o negli ultimi anni l'idea più comune che abbiamo del cervello è quello di un supercomputer, perché siamo a conoscenza di come funzionano i supercomputer. In passato non c'erano i supercomputer, si tendeva a dare spiegazioni di come funzionavamo in base a quello che avevamo in passato, quindi dividere, suddividere in qualcosa. E quando non c'era una spiegazione, allora a quel punto la cosa più facile era inventare, dare una causa più divina, dare una causa più mistica, dare una causa di questo tipo. In generale, io personalmente vedrei la nascita della psicologia non in quanto parola, perché la parola psicologia è ben successiva, ma ai greci, ma in quanto concetto ai greci. Nella Grecia antica l'animo umano era oggetto di riflessione filosofica, intesa proprio come studio della vita. Platone lo considerava immortale, suddiviso in tre parti, la parte razionale, irascibile, concupiscibile. Adesso avremmo fatto venire i brividi a tutti quelli che hanno fatto il liceo classico, ovviamente, però insomma parte tutto quanto da lì. La filosofia ha influenzato le prime idee sulla mente e sul comportamento umano. Ha avuto questo ruolo fondamentale nella comprensione della mente. Non è un caso che dividevano mente e comportamento. I filosofi greci riflettevano tantissimo su concetti quali percezione, coscienza e volontà e, come giustamente abbiamo visto, hai detto, anche oggi si parla di questi. La Gestalt ha parlato tantissimo di percezione, la volontà è stata affrontata, non sembra, ma tantissimo dal comportamentismo, e la coscienza è stato proprio l'esplosione di tutte le psicologie dinamiche della psicoanalisi. Quindi abbiamo sempre questi concetti. I greci speculavano e speculavano e speculavano. Platone e Aristotele, se prendiamo loro, hanno posto proprio le basi per la futura psicologia. Platone credeva che le idee fossero innate, Aristotele aveva quella visione più empirica, infatti di Aristotele si parla sempre meno. C'era un periodo in cui l'empirismo non è stato ben visto. L'esperienza per Aristotele era sensoriale ed era centrale nella formazione del pensiero. Sono sempre corsi e ricorsi storici, cioè questa qui è una cosa molto comportamentista in realtà. Quindi in generale possiamo dire che i greci hanno fondato la psicologia senza chiamarla tale, ma tutte le antiche civiltà avevano già questa concezione per il semplice discorso che noi esseri umani abbiamo bisogno di spiegazioni, abbiamo bisogno di darci regole, abbiamo bisogno di capire, altrimenti stiamo male. Mm. Mi sembra una sintesi interessante che pone al centro proprio questo concetto del bisogno di dare senso, significato all'esperienza umana e a quello che ci succede e a interrogarci su come internamente ci costruiamo questi significati. Quindi, insomma, da quello che ci stai raccontando, come dire, già dalle prime civiltà c'è stata un'attenzione a costruirsi delle
categorie concettuali che andassero a spiegare con, diciamo, coerenza con quella che era un po' la spiegazione del mondo che magari c'era allora, quelli che sono gli aspetti di funzionamento psicologico, e dopodiché una riflessione più strutturata è nata nell'antica Grecia rispetto a questo. E anche da quello che dici, insomma, da quello che stai sottolineando, proprio in quel periodo nella filosofia greca sono nate le categorie concettuali che poi trasversalmente anche a distanza di 2000 anni e più, 2500 anni, stiamo usando, mutatis mutandis, un po' trasformati, un po' rifiniti, eccetera, nella valutazione e nella riflessione di tipo psicologico. Quindi possiamo dire che la psicologia scientifica forse ha avuto una storia breve, ma una preistoria molto lunga, in un certo senso, come sua radice. Non avrei saputo dirlo meglio, non avrei veramente saputo dirlo meglio. Assolutamente sì. Se prendiamo anche Socrate, tantissimi millenni fa, Socrate è stato il primo a parlare di introspezione, cosa su cui poi Freud ci avrà fatto libri su libri su libri di autoanalisi, per esempio. Quindi abbiamo veramente tanto del passato che ritorna ancora oggi. Platone aveva quella visione dualistica della psiche, corpo e anima erano separati, la coscienza era legata al mondo delle idee. Sempre Aristotele però è quello che mi ispira di più, perché lui era quello che provava a prendere la psicologia come scienza della vita e poneva al centro dell'attenzione la mente e il comportamento osservabile. Quindi Skinner probabilmente aveva una sua statua in casa, gettava le basi per quella psicologia più empirica. Poi c'è stato un altro problema tra virgolette, nessuno me ne voglia, parlo di problema dal punto di vista sociale, che è quello della religione, Certamente, perché sì. sappiamo bene come l'avvento della religione e anche la religione è stata lì per dare spiegazioni all'uomo, per dare quella sicurezza all'uomo di cui aveva bisogno, ha iniziato a mettere chiaramente a rogo chiunque provasse a spiegare qualcosa. Giordano Bruno ne è un esempio, naturalismo. La natura e la creazione perfetta di Dio sta a noi studiarla. Quindi abbiamo questa idea che ci ha un po' rallentato, infatti Aristotele voleva una visione più empirica, ma nonostante questo poi è stato di nuovo rallentato da visioni religiose che impedivano questo. L'idea che l'anima fosse in contatto diretto con il divino era quindi prevalente durante tutto il Rinascimento, quando abbiamo iniziato ad avere la prima psicologia scientifica. Abbiamo sempre di più la visione dualistica di corpo e mente. La mente cominciò quindi a essere vista come autonoma e separata dal resto del corpo, ma l'attività era comunque influenzata dall'esperienza sensoriale dell'ambiente. Abbiamo un periodo anche un po' di confusione in realtà questo qui, fino a quando durante il 600 e 700 abbiamo scoperte scientifiche, Galileo, Newton e quant'altro, che hanno influenzato anche il pensiero della mente umana. Quindi l'approccio scientifico, lo sviluppo del metodo scientifico e dell'osservazione sistematica, perché quello era tanto importante, ha iniziato a porre veramente le basi per una psicologia empirica, e quindi Aristotele ha iniziato a dormire sonni sereni, cioè ha continuato a riposare in pace finalmente. Lì Potremmo abbiamo definirla. Locke. Sì. Potremmo definire un po' paradossalmente il ritorno di Aristotele dopo 1500 anni è stato un po' il ritorno del rimosso, nel senso che Precisamente. nel 500 si era arrivati a iniziare a definire alcuni concetti con una riflessione razionale sulle strutture costituenti della psicologia, della psiche umana, e poi c'è stato questo lungo intervallo in cui si è tornati a spiegazioni più mistiche, religiose, che erano quelle magari pregresse, lasciando questa dimensione empirica e razionale del pensiero su come noi siamo fatti a livello di processi mentali, oggi li chiamiamo cognitivi, di altro tipo, ma ci arriveremo, e il ritorno del rimosso però arriva dopo l'umanesimo, Rinascimento e l'avvio di una serie di altre riflessioni filosofiche, insomma, la vendetta di Aristotele, Aristotele is coming back. E però qui c'è da, oddio, sì, c'è da dire una cosa importante sulla storia della psicologia, cioè non è che non esistevano queste cose prima, semplicemente non se ne poteva parlare. È un esempio classico può essere quello come il fenomeno dell'ateismo. Durante il Medioevo chiaramente c'erano persone atee che non credevano, ma non lo sappiamo perché non si poteva dire. Nella storia della psicologia la cosa fondamentale è avere il quadro
della società dell'epoca, lo spaccato dalla società. La psicologia, come tante altre scienze, ti dà gli spaccati della società e sono perfetti, ti dicono chiaramente che cosa stava succedendo. Persone che avevano intuizioni, persone che comprendevano, persone che volevano portare avanti qualcosa, ma non potevano farlo perché se lo facevano andavano a rogo. Era il modo migliore per finire la vita. Dire qualcosa che era scomodo in quel periodo. E anche oggi ce l'abbiamo, anche oggi, ma magari ci arriviamo dopo su qualcosa di questo tipo. Certo, quindi insomma mi pare di capire che c'è stato a un certo punto un nuovo momento un po' di svolta o di maturazione delle riflessioni che poi ha iniziato a costruire quella parte preparatoria alla nascita della psicologia scientifica per come la conosciamo oggi. Ci sono stati dei momenti specifici, delle scoperte, delle riflessioni, delle evoluzioni nel campo scientifico largo che hanno messo le basi per la costruzione e l'avvio poi della psicologia più scientifica, più empirica che è venuta dopo. Le basi sono appunto quelle delle scoperte dell'osservazione sistematica, del metodo scientifico, hanno influenzato tantissimo tutto questo. Locke ha iniziato a proporre l'idea della tabula rasa, ha iniziato a sottolineare il ruolo dell'esperienza sull'acquisizione della conoscenza, quindi è stato lui in un certo senso a preparare il terreno per la psicologia sperimentale, ha dato l'idea che tutto ciò che poteva essere appreso poteva essere studiato e osservato e da lì arriviamo ovviamente con dei passaggi, però semplificandolo, alla famosa data che tutti gli psicologi si tatuano sul polso, 1879, la data in cui venne inaugurato il primo laboratorio all'Ipsia di psicologia da Wundt. Laboratorio che sono andato a controllare l'indirizzo, non esiste più su Google Maps, è stato fatto fuori, adesso non c'è niente. È stato l'Università di Lipsia l'ha buttato giù tanti anni fa, che peccato. Però sì, arriviamo a questa data, abbiamo l'inizio della psicologia come disciplina autonoma ed è sempre interessante perché in psicologia ci piacciono le date, 1879 è una data, però è un simbolo, ci serve come a dire da quel momento siamo noi, siamo autonomi, siamo slegati dalla filosofia, ma in realtà, come ho sempre detto, c'erano già prima altri pensatori che si erano distaccati da tutto questo e io la trovo una cosa affascinante. Quindi quella è la data. Abbiamo Wundt che utilizzava un suo approccio sperimentale per studiare la mente, ha introdotto l'introspezione controllata. C'è un piccolo libro per chi fosse piccolo, in realtà sono tipo 3000 pagine della UTE che parla proprio degli scritti di Wundt, che spiega la sua introspezione controllata, ma era estremamente controllata e ovviamente oggi se lo leggiamo ci fa anche sorridere perché non è, molte di quelle cose non sono più applicabili, non ci verrebbe neanche l'idea di applicarle in quei modi. Il suo lavoro però fu fondamentale per stabilire la psicologia come una scienza separata dalla filosofia ed è bellissima, è veramente bella. Quindi proprio in quel periodo che c'è possiamo definire una separazione di strade o una costruzione di un'identità. La psicologia emerge a questo punto con questo taglio, con questo approccio, come una disciplina scientifica autonoma che si svincola un pochino, o meglio, riprende quegli spunti di svincolo che già erano presenti nel discorso filosofico precedente in alcuni autori, in alcuni contesti, e diciamo con questa appunto fondazione che, come giustamente dicevi te, tutti gli studenti di psicologia a un certo punto nell'esame di psicologia generale si imparano proprio a memoria, nasce questo primo laboratorio e nasce una psicologia quindi fortemente orientata al dato sperimentale, al dato Esatto. sistematico, osservabile. Osservazione, formulazione di ipotesi e sperimentazione. Questa era la sacra trinità di Wundt. Bisognava farlo in questo modo, solo ed esclusivamente in questo modo. E quello che succede a questo punto, insomma, mi pare di capire, è un momento molto generativo, molto vivo della storia della psicologia, da cui poi sono nati tutti i grandi flussi, movimenti, riflessioni, approcci, scuole di pensiero che hanno iniziato a partire da lì. Tu citavi prima l'introspezione controllata, collegata alla nascita di alcuni movimenti, alcuni indirizzi tra fine 800 e inizio 900, iniziano a nascere lo strutturalismo, il funzionalismo. Possiamo dire due parole semplici su cosa sono questi, Ma questi certo. movimenti? Allora, come in tutte le università c'erano studenti stranieri e c'era questo studente straniero, Edward Titchener, che nei primi libri in italiano ovviamente era Edoardo Titchener,
che era arrivato a Lipsia e aveva iniziato a apprendere dal maestro, aveva iniziato a apprendere da Wundt in persona, poi era tornato in America e aveva fondato lo strutturalismo. Questo perché la psicologia di Wundt non aveva un vero e proprio nome, era una psicologia scientifica, era uno studio. Titchener ha preso appunto da questa scomposizione, perché se prendiamo la percezione, Wundt prendeva ogni singola cosa e la scomponeva in macro categorie. Titchener l'ha portata all'estremo, scomponeva ogni categoria in ogni micro categoria e quindi riusciva a darti l'idea, ovviamente sempre un'idea basata sull'epoca, di come funzionavano qualcosa come percezione, memoria, visione e tante altre di queste cose. Solo che erano talmente scomposte, era talmente preciso e analitico lui, che lo strutturalismo è morto quando è morto lui. Di solito le correnti muoiono dopo, ma lo strutturalismo è forse l'unica corrente che è morta quando è morto Titchener. Allo stesso tempo, sempre in America in quel periodo, avevamo William James che ha creato il funzionalismo, che invece si concentrava non tanto su quali erano i componenti elementari della mente, ma su come la mente funzionasse in situazioni pratiche. E credo che questa qui sia un grande traguardo della psicologia, perché finora la psicologia non si era occupata realmente di situazioni pratiche, ma eravamo sempre rimasti nel mondo delle idee, se vogliamo citare i filosofi greci. Cioè, come funziona? Ok, però William James si è posto un'altra domanda, si è detto, ma perché funziona? Cioè, cosa possiamo fare per farla funzionare meglio? Ha iniziato a porsi questa domanda. E ovviamente in America è partita questa cosa perché, come ho detto, spaccato della società. Ogni società aveva bisogno di qualcosa. L'America era un paese in continua evoluzione, era il mondo dei sogni, quindi avevano bisogno di soluzioni pratiche per funzionare sempre meglio. Quindi, come la mente funziona in situazioni pratiche e che cosa possiamo fare per cambiarla? Qui abbiamo il funzionalismo. E poi, ovviamente, tutto questo si è evoluto ancora di più con un'altra corrente, sempre in risposta, sempre tutta americana, che è quella del comportamentismo, con John Watson. E Quindi di questa, esatto, da lì poi parleremo, avremo modo di approfondire questi sviluppi anche nella prossima puntata. Quello che mi interessava focalizzare è che comunque hai detto una cosa molto, molto interessante, cioè ogni disciplina scientifica, in questo caso appunto stiamo parlando della psicologia, ma probabilmente questo si può applicare anche ad altri contesti, risente dei contesti culturali, macroculturali e sociali e quindi, tra virgolette, ideologici del contesto in cui si sviluppa, del suo tempo, lo zeitgeist, come diceva qualcuno, e del suo mh-mh. contesto. Quindi una psicologia che diventa scientifica nel cuore dell'Europa, della Germania, che in quel momento stava vivendo una grande nascita e crescita delle discipline scientifiche. Nell'Ottocento noi oggi parliamo di Harvard, l'MIT, grandi università americane, ma nell'Ottocento l'equivalente di Harvard erano le università di Berlino, di Lipsia, di Certo. Göttingen, eccetera, che erano proprio le università tedesche da cui arrivavano tutti questi studenti e avevano un forte approccio scientifico e poi un forte approccio empirico che quindi facilitò forse la nascita della psicologia. E l'osservazione che fai è molto interessante perché nel momento in cui questi studenti tornano nei loro paesi, di colpo, insomma, diciamo progressivamente vengono a declinare quello che avevano imparato nel contesto culturale. È una riflessione importante. La scienza è anche definita dai suoi sviluppi sì storici, ma anche dai suoi sviluppi socioculturali contestuali. Questo è un tema che Esattamente. quindi coinvolge anche la psicologia. Coinvolge tantissimo la psicologia. Infatti finora, per esempio, non abbiamo mai parlato di psicoanalisi, basti pensare questo, magari lo approfondiremo più in là, però sì, decisamente la psicologia è tanto coinvolta dal paese dove nasce. In Russia non abbiamo psicologi, in Russia abbiamo solo fisiologi e c'è un motivo per questa cosa, perché lo Stato pretendeva dati certi, dati alla mano, medicina pretendeva tutta questa cosa qui. Sì, non c'era spazio per tutto il resto. E allora l'ultima domanda che ti farei prima della chiusura di questa prima puntata del ciclo è relativa alla domanda che forse ci stiamo facendo tutti in questo momento. E in Italia? Nel senso che abbiamo parlato della Germania, della nascita della psicologia in Germania, della diffusione negli Stati Uniti, eccetera. E in Italia com'è nata? Quali sono state le prime scuole, movimenti o come è germogliata la psicologia? Chi abbiamo in Italia? Chi abbiamo a Roma? A Roma abbiamo quella grande piazza che è San Pietro
e ovviamente era necessario qualcosa in Italia di cattolicamente accettabile e magari vedremo poi che cosa poteva essere cattolicamente accettabile in quel periodo, però sappiamo che già la psicologia dinamica ha avuto un grande, grande, grande spazio in tutto questo. Perfetto, perfetto. Allora, oggi abbiamo iniziato a vedere insieme appunto questo sviluppo della psicologia. Siamo partiti con le civiltà più antiche, abbiamo avuto questo grande momento fondativo nelle categorie del pensiero greco, filosofico e aristotelico, una, diciamo, lunga pausa di riflessione nei secoli successivi, in cui si è ritornati magari a modelli di interpretazione dell'essere umano di diverso tipo, e poi una nascita progressiva in parallelo alla rivoluzione scientifica della psicologia moderna così come la intendiamo. Però ecco questo che su cui ci lasci, questa riflessione su cui ci lasci, la psicologia quindi come altre discipline non ha un modello unico e definitivo e univoco, ma nasce al suo interno anche con diverse metodologie, obiettivi, letture di contesto, applicazioni ai propri contesti. Andremo a esplorarle allora di come siamo quindi sulla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, e qui c'è l'esplosione della psicologia per come oggi la intendiamo, la sua nascita, il suo sviluppo e la sua crescita, che sarà un po' il tema della nostra seconda puntata. Con Nicola, History of Psychology, Nicola Zingaro, andremo a esplorare appunto gli sviluppi storici della psicologia, delle correnti, delle differenti approcci che si sono via via costituiti, trasformati in spunti applicativi nel corso appunto del XX secolo, nella prossima puntata di Informalmente. Nicola, io intanto ti ringrazio per questo primo incontro, È ci stato un piacere. risentiamo a breve per questo approfondimento e ringrazio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori del podcast. Grazie a tutti. Grazie. È tutto per oggi con Informalmente, il momento di pausa che ci dedichiamo per scoprire come la psicologia può aiutare a navigare le sfide della nostra quotidianità e dei momenti importanti delle nostre vite. Siamo Luca Pezzullo, E Fortunata Pizzoferro. presidente e vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Ti invitiamo ad ascoltare anche la prossima puntata, dove continueremo ad esplorare insieme il mondo della psicologia e dei suoi rapporti con la vita quotidiana. Ricorda, prenderti cura di te e delle tue emozioni è il primo passo verso il benessere. A presto!